E questo è il grandioso carnaval allegorico degli amici di Merlego. Avanti, andiamo avanti. Grazie mille, grazie a tutti. Grazie. Occhio alla coda, serpente! Pensavo non ne arrivassero più, ve lo giuro, ero molto preoccupata. Dai, infatti, buttali due coriandoli. Allora, sarà una cosa bellissima, io stasera mi peso, poi mi spoglio, mi tolgo i coriandoli e posso dire se ho fatto la dieta ho perso il E continuiamo con il settimo carro, gruppo L'Allegria del Maserata, stagioniamoci assieme. Siamo un gruppo stagionato che ai 20 anni è arrivato. Meno coriandoli, più effetti speciali. Esatto. La Proloco di Mira ringrazia. Grazie mille Mira, arrivederci al prossimo anno! Grazie Maserata! Guardate i meccanismi di questo rosso, davvero un esempio di maestria, il lavoro che c'è dietro a questi cavi, si sorride perché veramente c'è un anno di lavoro di fatiche, di animazioni, veramente grazie di cuore, perché c'è soprattutto il 99,9% dei volontariato e anche di impegno per portare qui in Italia, davvero grazie di cuore. Una cintura y no fumo, botella, botella, la juca, busca la que ya está seca y en una bola de humo rompemos la discoteca, búscame, busca muñeca que yo no corro con pecas. Ed è il momento del comunicato carnevale Selva del re carnevale da un maestoso trono che è carnevale che ammira i gabili instancabili giullari con i loro costumi e la loro allegria, il loro gruppo affiatato vi farà divertire e trascorrere qualche ora di spensieratezza. Attori, saltimbanchi, suonatori, giocolieri e danzatori.
violenza e pubblicità, loro hanno voluto portare questo messaggio. Raccontano la storia di un uomo che mentre si vede piediscalo la propria donna non la tratta come dovere, ma lei reagirà. L'uomo che perde in molti casi la razionalità, l'intelligenza, lascia posto all'istinto quasi primordiale e la vittima è proprio la donna, quella che genera vita, che spesso per mano della ferocia di quell'uomo di cui si fila le viene tolta. In questo caso l'eterna primavera in cui la donna crede di vivere la sua vita di sogno diventa fortuna. Allora Santa Maria di Piave, la donna che risorge e si prende il suo spazio. Che dire, grazie. Beh, se vuoi rimanere io di te non ho paura. Tu di noi che cosa vuoi sapere ancora? Che di te non ho paura. Ma tu di noi che cosa vuoi sapere ancora? Tu di noi che cosa vuoi sapere ancora? Signori, Santa Maria di Piave. Vi invito qui sul palco e vi ringrazio.